Fitta nello scontro diretto contro il Pupi, la squadra di Paolo Marotta che dopo una stagione relativamente tranquilla si ritrova vicina alla zona salvezza. Dal Palla Cosmos, buonasera, in compagnia di Udino Maggio per Roblox per Cosmos 9, Infinity Godego. Wally, alla battuta di questa rimessa c'è Sebbar dietro, va profondo, mette fuori la difesa. Ancora Wally, la conclusione vicina al palo. Fami, controllo del numero 9 che va a puntare Medina. Fami si accentra, Fami una finta con la sola. Fami verso la porta, addosso a Boateng. Poi Sebbar, Baron avanza. Baron il controllo, la conclusione verso la porta. Prostocimi si tuffa e prolunga in Rivellin, corto da Fami. Corre Baron dalla parte opposta, Fami sulla laterale dove arriva Boateng con il destro, Prostocimi, poi corto da Baron, Baron passa in mezzo a due, Baron riesce ad uscire molto bene l'Infinity Godego con Sebbar, la lettura, ora Massarotto, ci pensa Serban e poi Medina sulla ribattuta, Wally a sinistra dove c'è Sebbar che con il fisico evita l'intervento di Baron, si accentra Sebbar, palla che poi torna al Cosmos con Medina, ancora però Sebbar verso la porta, Trivellin la tocca ma non basta, e il vantaggio l'Infinity Godego di Paolo Marotta al Palla Cosmos con un'azione insistita, voluta, cercata. Serban alza la testa al capitano, ora va a sinistra dove c'è Baron che sterza, a sinistra vicino a lui c'è Ogda, Baron cerca la porta, Prostocimi, ora poi Moore di fronte a Serban che salta però una linea di passaggio, allora Fami da lontano, incrocia con questa rasoiata imprendibile per Davide Prostocimi, il sinistro di Fami che vale 1-1 al Palla Cosmos, la riprende il Cosmos, il gol numero 19 della Medina, l'ex di giornata, pronto a toccare questo pallone per Sebbar che va sul primo palo dove c'è Jean-Pierre Moore. 1-1 in questo secondo tempo, Wally con questa rimessa, Massarotto va verso il centro dell'area, nel frattempo Sebbar arriva al raddoppio di Massarotto ma Wally gliela porta via, allora avanza il numero 11 inseguito da Ogda, poi appoggia al mancino di Medina che va alto sopra la traversa. Baron controlla, alle spalle un uomo, deviazione di Sebbar, e allora Wally alza la testa e poi sceglie di ripartire e lo fa molto bene, evita l'intervento di Berto, Wally trattiene alla fine in due tempi, Trivellin fa ripartire l'azione con Fami che danza di fronte a Sebbar, Fami con l'esterno, profondo c'è Berto sul secondo palo, che gol si è mangiato il fuori c'è Jean-Pierre Moore, dall'altra parte c'è Fami, dentro l'area c'è Boateng, il traversone raso terra, trova però la deviazione del numero 11 in maglia bianca, quella di Daniel Wally che regala così il gol del vantaggio al Cosmos. Berto a spazio, poi Berto il cucchiaio, Boateng la domestica, Daniel Wally trancia così il numero 10 e quindi calcio di rigore per il Cosmos. Corsa di Federico Berto, lunga rincorsa del 14, passi brevi e Berto incrocia, legge ma non ci arriva Davide Prostocimi e quindi il Cosmos è avanti di 2, il gol del numero 14 porta la firma di Federico. Boateng protegge con il fisico, c'è Wally, arriva il raddoppio di Fischal, va via però Boateng scende Prostocimi, Ogda è sceso Boateng, poi Ogda trova un passante per far correre Boateng, grande occasione per il Cosmos per andare sul 4. Sebbar dall'altra parte dove c'è Massarotto conduce, Massarotto poi addosso a Baron, il gol del Cosmos sull'errore di costruzione da parte dell'Infinity Godego, porta la firma del numero 20 ex Sporting Altamarca, Nicolò Baron, il taglio sulla laterale di destra di Jean-Pierre Moore, Ogda poi regala palla all'Infinity Godego, Massarotto trova il gol che vale 4-2 dopo l'errore in fase di costruzione, recupera in qualche modo Massarotto, Medina, controllo del numero 10 addosso al petto di Boateng, il tocco d'esterno sull'uscita di Prostocimi, questa lì Boateng, Prostocimi va lungo, Baron direttamente in porta, golasso di Baron, doppietta personale del numero 20 che fa 5-2 Cosmos 9, ma che gol ha fatto? Ok, sicuramente era fuori Davide Prostocimi, ma Baron ha trovato una traiettoria incredibile, indovinate che gol è? È un gol da mix card di Roblox, da incorniciare ovviamente attraverso una highlights verticale. Riccardo Medina costruisce sulle note di Freak from Desire l'Infinity Godego, poi sbaglia invece questa costruzione, allora Baron la possibilità della tripletta da fuori Berto, ora il numero 6 Sebbar, l'autore del gol che aveva aperto le danze al Palla Cosmos, poi si è messa male per l'Infinity Godego, Medina cerca Wally che si gira di prima intenzione, rimessa di cui ci va il numero 9 Fami, osserva al centro Baron, riflessi di Prostocimi a dire di no, Wally ci può arrivare assieme a Sebbar ma i due commettono un pasticcio e quindi contropiede Cosmos con Berto, c'è anche Baron, Prostocimi la tiene lì. Da questa situazione Sebbar ad impossessarsi del possesso del pallone, dall'altra parte c'è anche Wally mentre Fami va a commettere un fallo sul numero 6 dell'Infinity Godego,
L'arbitro poi estrae il cartellino giallo ai danni di Fami, è il secondo e quindi conseguente espulsione per il numero 9. Wally Nicolini è schiacciato adesso logicamente il Cosmos. Wally a sinistra dove c'è Medina che apre subito, da Sebbar che va al centro, Trivellini in due tempi, Nicolini ancora dietro da Wally. Wally alza la testa, Wally ancora Nicolini, controllo col mancino, Trivellin. Sebbar calcia via questo pallone con tanta amarezza, tanta rabbia dei giocatori dell'Infinity Godego. Finisce così, situazione diametralmente opposta ovviamente per il Cosmos. 5-2 il risultato finale, di fronte al proprio pubblico può finalmente esultare per aver raggiunto la salvezza matematica dopo un inizio di campionato difficile.